Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Un frut di 20 anni si è picchiato. Allora, che studi i psicologi lì, dicevano che al poiessi che si sia picchiato perché lui aveva il trauma dall'abbandono. Perché i suoi genitori erano in Svizzera a lavoro per fare la chiesa, e lui è stato tirato su dai nonnos, ecco. Loro dicevano che le queste robe dall'abbandono, che ha fatto sì che lui non considerasse importante la sua vita. Noi quindi recuperare però, non di una certa età, l'educazione convinta dei nostri genitori che stentavano a dirnos che non volevano bene. Però non considerava in parte de famiglia, ha tu capito? E di fatto noi sapevamo ciò che succedeva, ciò che era di fare in famiglia, e non comandavano anche i lavori, e non brontolavano per fare i lavori, ma intanto dentro di noi si faceva su il senso della nostra importanza, perché loro contavano su di noi, non ritenevano importante se non devano di lavorare. Ha tu capito? Quando un frutto o un giovane ha ben mantenuto, viestuto e lasciato in bande perché non li intrighi, oppure dato a passi come quel che si è copato, c'è molto facile a sapere che la sua vita è importante, che lui ha il vale. Buone giornate e buone vite.